Si è spento nella notte alla casa del clero di Chiavari Don Nicola Tiscornia, avrebbe compiuto 105 anni a dicembre, decano dei sacerdoti della diocesi, lunedì alle 10:30 i funerali in cattedrale. Addirittura d'arrivo i lavori di riqualificazione alla palestra di Levi, bonificati tetto e sottotetto, coinventata la struttura, rifatta la pavimentazione, spesa complessiva quasi 150.000 euro. Nell'abbraccio della Vergine, il ricordo commosso di chi ha speso in mare la propria vita o l'ha persa, celebrata a Riva Trigoso la festa della Madonna del Buon Viaggio, fra tradizione, memoria e fede. Seconda giornata a Sestri Levante di Aspettando Pane e Olio, oggi e domani i laboratori all'ex convento dell'Annunziata, questa mattina mercatino degli olivicoltori sestresi in via Asilo Maria Teresa. Cena d'agosto a Frisolino di Ne, mobilitazione di volontari per l'appuntamento a sostegno del Comitato Assistenza Malati Tigullio, obiettivo puntare l'attenzione sul Servizio Sanitario Nazionale. Buongiorno a tutti, ben arrivati a Tigullio. Oggi apriamo con una notizia luttuosa per la nostra diocesi. Si è spento nella notte alla casa del clero di Chiavari Monsignor Nicola Tiscornia, il decano dei sacerdoti della diocesi. Avrebbe compiuto 105 anni il prossimo mese di dicembre. Sacerdote da 82 anni, Don Nicola ha lasciato un'impronta e un ricordo affettuoso in tutte le comunità parrocchiali dove è stato pastore. Sentiamo. Don Nicola Tiscornia era nato a Buenos Aires in Argentina il 7 dicembre del 1914, ma la sua terra d'origine era la Valgraveglia. Qui nella cappella di famiglia Santa Maria di Ne riposeranno le sue spoglie mortali. Tra le due località un itinerario lungo, quanto lunga e fruttuosa è stata la vita del sacerdote. Figlio di Agostino ed Eugenia Podestà, Don Nicola nella sua esistenza terrena ha raggiunto numerosi record. 104 anni e 8 mesi di vita, di cui almeno 100 vissuti con il vigore che sapeva infondere nel suo passo lesto e nelle sue indimenticabili orazioni. 82 anni di sacerdozio raggiunti lo scorso 13 giugno, data in cui nel 1937 era stato ordinato sacerdote da Monsignor Amedeo Casabona. 55 anni di servizio pastorale in diverse comunità parrocchiali, ciascuna delle quali oggi lo omaggia con affetto e con il ricordo di una testimonianza limpida ed efficace. Parroco di Barbagelata dal 1937 al 39, successivamente nello Spezzino dal 39 al 46 nella comunità di Maissana. Dal 46 al 63 era stato parroco a San Bartolomeo di Levi, dal 1963 al 75 a Santa Croce di Moneglia ed infine dal 1975 al 1992 nella comunità parrocchiale di San Giuseppe a Ribasso, dove era stato festeggiato con particolare solennità in occasione dei suoi 100 anni. Ritirato a vita privata, era stato nominato canonico della cattedrale e dal 2011 cappellano di Sua Santità Monsignore. Nella basilica di Nostra Signora dell'Orto celebrava l'Eucaristia nei giorni feriali e prestava servizio come penitenziere finché la salute glielo ha consentito. Successivamente si era ritirato nella casa del clero, accudito amorevolmente dal personale e dalla cognata lieta che lo ha sempre seguito in tutto il suo percorso di vita. In occasione del 104° compleanno, Don Nicola non aveva mancato di ringraziare con affetto e riconoscenza tutti coloro che si prendevano cura di lui. Dei tanti incarichi svolti nella vita, tuttavia, ce n'è stato uno, propostogli dal vescovo, che non si sentiva di ricoprire. Mi ha detto appunto, è vero, se voglio fare il nonno. Di tutta la diocesi. E il nostro nonno no, non voglio esserlo, perché non posso guidare tanti nipoti, vero? Gli ho risposto a questo modo qui, vero? Si è messo a ridere. Il Signore ha detto dai aiuto. La salma di Don Nicola Tiscornia è stata composta in mattinata nella cappella maggiore del seminario vescovile di Chiavari, dove resterà aperta alle visite in questi giorni. Domani alle 19 sarà recitato il Santo Rosario. Lunedì mattina i funerali, presieduti dal vescovo Alberto Tanasini, saranno celebrati alle 10:30 nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari e saranno trasmessi in diretta TV su Telepace 1 al canale 15.
Ora cambiamo argomento, parliamo di politica amministrativa. Si stanno completando in queste settimane i lavori di riqualificazione della palestra comunale di Levi. Per una spesa di quasi 150.000 euro il Comune è intervenuto sull'efficientamento energetico dell'edificio, del quale è stato bonificato il tetto e il sottotetto dalla presenza di amianto. In questi giorni si stanno ultimando l'installazione delle 80 finestre che danno luce all'interno della struttura. A settembre è prevista l'inaugurazione. Le aziende hanno ripreso a lavorare alacremente, in questo momento stanno terminando l'operazione di installazione degli infissi, dopodiché verrà praticamente smantellato tutta la parte della ponteggiatura e andremo a posizionare la caldaia, la nuova caldaia per il riscaldamento. È stato completato un profondo lavoro di bonifica delle strutture del tetto e del sottotetto. Sì, in primo luogo è stata realizzata la superficie del calpestio, cioè tutto il pavimento è stato rifatto completamente con una tecnica molto all'avanguardia, dopodiché sapevamo che il tetto era purtroppo di un materiale oramai in disuso e non consono. Ci siamo resi conto in corso d'opera che anche il sottotetto era di questo materiale, quindi abbiamo provveduto con la supervisione dell'ingegnere Parpaglione che ha abilmente coordinato tutte le procedure, in collaborazione con l'ASL abbiamo provveduto a smaltire, a togliere e smaltire tutto il materiale e a sostituire con materiale idoneo. Questo anche per avere una certificazione all'altezza per poter garantire tutte le realtà che andranno a fruire di questo impianto sportivo. L'obiettivo è riaprire per il periodo scolastico una struttura che viene utilizzata dalle scuole del territorio. Sì, certo, ma non solo. Direi che in questi anni è stata utilizzata per tornei di pallavolo, di calcetto e questo lo vogliamo portare avanti ancora con più corposità in futuro, proprio perché l'impianto adesso ha delle caratteristiche di assoluto valore. E ovviamente ha avuto in questo periodo, in questi anni, anche un'importanza, come diceva lei, per la scuola, viene utilizzata per l'educazione fisica svolta dei ragazzi della scuola primaria di Levi e quindi se non sarà proprio per l'inizio della scuola che è fissato circa per metà settembre, sarà comunque pochi giorni dopo avverrà questa inaugurazione. 147.000 euro per progetti per le mense scolastiche che hanno distribuito pasti biologici. Li ha assegnati la Regione per ridurre il costo del servizio mensa. L'iniziativa permette ai bambini di mangiare prodotti locali di alta qualità e garantisce un risparmio alle famiglie perché il contributo di 98 centesimi a pasto va sottratto al costo a carico dei genitori. L'assessore regionale all'agricoltura Stefano Mai lancia un appello ai sindaci liguri affinché aderiscano al progetto con i loro istituti scolastici. L'unico requisito fondamentale è quello di avere un fornitore dei pasti certificato biologico. Il prossimo termine per presentare le domande è il 31 marzo 2020. Ad oggi sono stati 6 comuni che hanno sottoscritto e partecipato: Busalla Ceranesi, Roncoscrivia, Sant'Olcese, Serra Ricò e Vezzano Ligure. La Chiesa ha celebrato la solennità dell'Assunta venerata in diverse comunità del territorio con particolare solennità. Nella parrocchia di San Pietro di Rivatrigosa si è celebrata la festa di Maria sotto il titolo di Madonna del Buon Viaggio, una festa che riassume in sé, oltre alla devozione di tante generazioni di rivani, anche la memoria di chi ha speso la propria vita in mare. Il nostro viaggio ha una meta alta, lo ha ricordato Monsignor Alberto Tanasini celebrando l'Eucarestia nella chiesa parrocchiale di San Pietro a Rivatrigoso in occasione della festa patronale della Madonna del Buon Viaggio. Non siamo più abituati a pensare all'eternità. Appunto siamo tanto presi dall'immediato e siamo tanto illusi che l'immediato risponda alle nostre più profonde esigenze che il pensiero dell'eternità ci è lontano. La festa ogni anno è preparata e vissuta da tante persone, fedeli della parrocchia e villeggianti che trascorrono il periodo di agosto a riva. Ed è l'occasione per ricordare nella preghiera tutti coloro che hanno speso la loro vita in mare e lì l'hanno donata fino alla fine o l'hanno persa, naviganti, migranti, militari. Ma il buon viaggio, come ha ricordato il Vescovo, è quello di ciascuno. Un titolo bellissimo perché ci richiama il viaggio della vita
ed è bello sapere e ricordarci, rinnovare questa consapevolezza che il nostro viaggio non lo facciamo mai da soli, ma Maria lo fa con noi. C'è sorella e c'è madre nel nostro cammino di vita e di fede. Ci sono sicuramente dei viaggi che sono viaggi di speranza, viaggi verso una terra, verso una casa, verso una mano tesa. Ecco, allora certamente abbiamo pregato più volte in questo tempo, nelle nostre liturgie, perché davvero Maria Madre del Buon Viaggio possa far sperimentare quell'accoglienza che è propria del Vangelo ed è propria di Dio. Gli aspetti devozionali principali della festa sono sostanzialmente due, secondo me. Oltre alla messa del mattino, la processione della sera che arriva sino a Renà, l'antico borgo di pescatori, dove viene accolta l'Arca della Madonna su una barca che è un po' il simbolo del nostro paese, un paese che storicamente è un paese di pescatori. E poi credo anche il giorno dopo, il 16 agosto, la sera, con la messa sulla spiaggia presso l'Associazione della Pesca Sportiva, dove vengono ricordati tutti coloro, rivani e non, che comunque sia hanno avuto uno stretto legame col mare. La parrocchia di San Colombano della Costa a Cogorno festeggia San Rocco. Questa sera la messa sarà alle 18 e sostituisce quella celebrata alla stessa ora al villaggio. Dalle 17:30 sarà disponibile il servizio bus navetta dal centro professionale sino alla costa. Seguirà alle 19 la cena condivisa con raccolta fondi per sostenere la manutenzione delle opere parrocchiali. Dalle 21 sul Sagrato della Chiesa, commedia in dialetto in Avurpe e Atialatra della compagnia teatrale I Ruspanti. Domani, giorno della festa patronale, alle 20:30 il vespro e la processione. Domani la comunità parrocchiale di San Massimo a Rapallo festeggia il santo titolare. Alle 10 la messa sarà presieduta da Don Pino Carpi, rettore del santuario di Sant'Antonio a Chiavari. Nel pomeriggio alle 18 il canto del vespro, la processione con l'arca del santo e i crocifissi processionali e la partecipazione del corpo bandistico Città di Rapallo. Lunedì alle 19 Santa Messa di ringraziamento e preghiera per tutti i benefattori e collaboratori e per i defunti. Festa patronale di Sant'Elena nella comunità di Campeglia Castiglione Chiavarese. Oggi si chiude il triduo di preparazione con la messa alle 18:30. Domani la celebrazione della comunità alle 10:30. Alle 17 il vespro e la processione. Lunedì infine sarà celebrata una messa per tutti i defunti della comunità alle 17 al santuario di Sant'Elena. E la comunità parrocchiale di Soglio a Orelo fa memoria domani di Sant'Elena. La messa sarà celebrata dal parroco alle ore 8:30. Seconda giornata di Aspettando Pane e Olio a Sestri Levante. Oggi pomeriggio alle 18 all'ex convento dell'Annunziata si terrà un laboratorio sull'olio e sul pesto al mortaio. Alle 19 si parlerà invece di erbe selvatiche e aromatiche. Per tutto il giorno in via Asilo Maria Teresa è allestito il mercatino degli olivicoltori sestresi. Siamo andati a visitarlo. Grazie. A lei. Buona giornata. Quanti espositori siete oggi? Allora, siamo 14, oggi siamo al completo con vari prodotti, sempre chilometro zero. Da dove arrivate? Sestri, Casarza, la Val di Vara e la Fontana Buona, sino ad arrivare ai funghi della Val d'Aveto. Questo mercatino apre da 3 giorni di Aspettando Pane e Olio, perché lo sguardo è sul mese di novembre. A cosa vi preparate? Questo è il mercatino non solo olio che si svolge tutto l'anno. Aspettando Pane e Olio in pratica è una presentazione dell'annata che ci sarà dell'olio, speriamo buona, che verrà a dicembre. Ci saranno vari eventi proprio per la presentazione, per far conoscere bene il prodotto. Se ne vede gente in queste ore? Sì, ci sono molti turisti che vedo che apprezzano molto il prodotto locale, piace molto la produzione propria. Protagonista della giornata è l'olio, ma si possono trovare anche altri prodotti, dal miele ai funghi sino ai formaggi. Tutti risentono dell'andamento della stagione, che per quanto riguarda l'olio quest'anno non sembra essere positiva. L'annata non è buonissima perché con la primavera che ha fatto non è stata proprio una meraviglia. Che cosa ha inciso secondo lei? Il caldo tantissimo e il fatto anche che comunque ci sia stato freddo fino a maggio, insomma. Che cosa vuol dire essere un'azienda agricola anche familiare che produce prodotti a chilometro zero? Che fatica c'è dietro?
La fatica è tanta soprattutto nelle nostre zone, perché sono zone molto scoscese, molto collinari, quindi non siamo in pianura, per cui la fatica è tanta. Poi purtroppo gli aiuti sono quelli che sono, siamo sempre noi, e non c'è sabato, non c'è domenica, non c'è Pasqua, non c'è Natale, perché con le pecore, con gli animali è così. Aspettando Pane e Olio si conclude domani con la mostra mercato dei prodotti dell'eccellenza enogastronomica ligure dalle 10 alle 20 in piazza Matteotti e con i laboratori e show cooking dalle 18 all'ex convento dell'Annunziata. Un gruppo di amici del Comitato Assistenza Malati Tigullio proveniente dalla Val Graveglia si è mobilitato per organizzare un'iniziativa a sostegno del sodalizio. Ne è scaturita una cena d'agosto che si terrà martedì 20 nell'area feste di Frisolino. Oltre al gesto di solidarietà è stato significativo il coinvolgimento di tanti volontari anche da fuori valle, mossi da desiderio di promuovere qualcosa di utile per la salute di tutti i cittadini. Sentiamo. Come è partita l'idea di questa cena d'agosto a Frisolino? Avevamo già partecipato ad alcune cene del Comitato Assistenza Malati del Tigullio e ci è sembrata una bella iniziativa. Abbiamo detto proviamo, vediamo se c'è una risposta in Val Graveglia, se la gente ci aiuta a raccogliere qualche cosina per la nostra salute, per i nostri malati, per il nostro territorio. E hanno risposto, siamo riusciti, un bel gruppo di operatori, sia agriturismi, ristoranti, attività, ci hanno aiutato e ci proviamo. Abbiamo detto che la cena si svolgerà a Frisolino, in che zona e come si raggiunge quest'area? Allora, è nell'area di Frisolino dove normalmente fanno le feste, a 1,2 chilometri dopo Concenti si va per andare verso il Biscia. C'è ampio parcheggio, ci saranno i parcheggiatori e quindi è facile da trovare, e l'area sarà al coperto e sarà abbellita. Una cena d'agosto che cosa offrirà a tutti coloro che arriveranno in Val Graveglia? Un'ottima cucina, io mi occupo di quello, penso che sia gradita da tutti, faremo piatti tipici della vallata. Con una risposta corale di tutti quelli che sono i ristoratori della Valle? Sì, che ci daranno una mano con i loro prodotti, le loro cose che hanno preparato per noi. Sono riuscita a coinvolgere, direi, tutta la valle e anche fuori valle, quindi io ringrazio tutti gli sponsor, tutti quanti hanno partecipato e sicuramente sarà una serata come si deve, sarà soddisfacente. Il risultato, qualunque sia, è sempre un risultato di aver coinvolto le persone e di informare. Il nostro scopo è informare le persone. Questa volta soprattutto vogliamo insistere sulla difesa del Servizio Sanitario Nazionale, quindi promuoveremo questo, raccoglieremo fondi, speriamo tanti, e finora non ti posso ancora dire qualche cosa, ma bolle tanto in pentola. Ora diamo uno sguardo al sito di Radio Vaticana con una notizia che ci porta in Sri Lanka. I vescovi infatti chiedono un'inchiesta indipendente sulle stragi di Pasqua. A quasi 4 mesi dagli attentati avvenuti nel paese, i vescovi del paese asiatico lanciano un nuovo accorato appello: avviare un'inchiesta indipendente e imparziale sulle stragi di Pasqua. E quanto appunto viene richiesto a seguito degli attacchi terroristici dello scorso 21 aprile che hanno provocato la morte di almeno 263 persone. Anche se sono apprezzabili i vari sforzi da parte del governo, sottolineano i presuli, ciò che è più importante è fare giustizia portando i responsabili davanti alla legge in maniera rapida. In questo sforzo dovrebbero essere evitate tutte le considerazioni su etnia, religione o altri fattori. I vescovi srilankesi si dicono anche profondamente rattristati nel notare che non è stata ancora avviata un'indagine giusta, equa e imparziale. Notiamo che sono state create diverse commissioni e il loro obiettivo principale sembra individuare i responsabili delle gravi falle nella sicurezza. Anche se questo impegno è utile, concludono i presoli, vogliamo ripetere che per una questione di giustizia lo scopo finale delle indagini dovrebbe essere accertare chi siano gli autori, chi li abbia aiutati e chi siano i complici di questo atto ignobile. È una sfortuna vedere che nessun segnale positivo vada in questa direzione. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani, poi tutte le ultime notizie.
Ancora ostaggi è il titolo in apertura di Avvenire. Salvini blocca Open Arms, i PM di Agrigento indagano per sequestro. 6 paesi dell'Unione Europea pronti ad accogliere, ma l'Italia non sta chiedendo aiuto. Situazione critica sulla nave davanti a Lampedusa, ricorso del Viminale contro i porti aperti. La politica italiana, voci, contatti e proposte, crisi per ora senza sbocchi. Ipotesi smentita di Di Maio Premier con la Lega che riapre sul taglio dei seggi. La fotonotizia: Trump, la compro io la Groenlandia, ma il paese non è in vendita. L'isola danese risponde appunto di non essere in vendita. L'idea ha già tentato 3 altre amministrazioni americane. All'interno del quotidiano cattolico, morte per vita completata. In Olanda un nuovo diritto, in discussione una nuova legge che integra quella del 2002 sull'eutanasia e prevede consulenti specializzati per ultra 75 anni in salute, ma che chiedono di farla finita. Ancora autostrada, tornano i tutor attivi già nel controesodo. La Cassazione ha accolto il ricorso di Aspi dando il via libera alle telecamere che saranno attivate su circa 1000 km della rete. Adesso la prima pagina del Secolo XIX, treni fermi in Liguria, manca il personale, la regione danno grave, Trenitalia colpa di ferie e malattie permessi, i sindacati sono pochi sostituti, soppressi 23 regionali, cancellati completamente 13 convogli, interrogazione del PD a Toninelli. Ora la prima pagina del Levante del Secolo XIX, il delitto di Chiavari, c'è una svolta, ha mentito durante gli interrogatori, indagato il fratello dell'ex amante di Pino, secondo gli inquirenti avrebbe tentato di coprire Sergio Tiscornia, l'uomo arrestato e accusato di aver ucciso l'ex pentito. Poi la ricostruzione, retroscena, la relazione con la Colf scomparsa nel 2011. Trasferito in Germania il ragazzino ferito a Rapallo mentre proseguono le indagini della procura. Blitz della Capitaneria, la cronaca, multe e sequestri, il caso di San Fruttuoso, alcuni locali vendevano pesce non tracciato, sanzioni da 2.000 euro a 2 persone per noleggio abusivo di ombrelloni. Le verifiche sono state effettuate anche sui battelli di collegamento con le altre località. E infine a Neirone si ferisce nell'orto in elicottero al San Martino, ora in rianimazione, restano gravi le condizioni di un uomo di 78 anni. Per gli aggiornamenti andiamo in redazione, per noi oggi Maurizio Garreffa. 2 brevi di cronaca, un 21enne di Ercolano è stato denunciato dai carabinieri di Cicagna, le indagini sono partite da una denuncia di un 53enne di Lorsica. Il giovane ha acquisito i dati della carta di credito del fontanino e ha effettuato transazioni commerciali per un importo di 500 euro. E poi i carabinieri di Moneglia invece hanno sorpreso uno straniero di 30 anni che in spiaggia è stato trovato in possesso di un pugnale lungo circa 32 cm e i militari anche in questo caso lo hanno denunciato, il pugnale è stato sequestrato. A te la linea, Cristina. Non abbiamo altri aggiornamenti, il telegiornale termina qui, l'informazione torna sul canale 15 di Telepace 1 questa sera alle 19.15, alle 20.30, alle 22.45, ma prosegue sul canale di Telepace News al numero 187. Grazie a tutti dell'attenzione, buon proseguimento di giornata e buona domenica.